Ringrazio il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, l'Agenzia Forestas, che accanto alla Direzione Generale della Protezione Civile hanno contribuito alle operazioni di soccorso e di mitigazione di tutto quello che abbiamo visto nei giorni scorsi. I volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa, tutti uniti, le 197 associazioni della Regione Sardegna si sono alternate giorno e notte per garantire il loro supporto alla comunità di Bitti. Lo hanno fatto volontariamente e con spirito di abnegazione. Qua ci sono i rappresentanti e tanti sono ancora a lavoro. È grazie a loro che funziona il sistema di protezione civile, è grazie a loro che la nazione ha un sistema di protezione civile che risponde a queste emergenze. Più volte in riunione, durante il COP, durante le varie videoconferenze, il capo dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, ha elogiato il lavoro eccezionale dei volontari, ma soprattutto di tutti coloro che hanno contribuito a questa emergenza, dalle prefetture che hanno coordinato le operazioni delle forze dell'ordine, fino ad arrivare ai nostri colleghi dell'esercito che dal primo giorno hanno contribuito a risollevare i Bitti. Non voglio dimenticare nessuno, è per questo che i ringraziamenti puntuali sono stati fatti dal sindaco, però ci tenevo a ringraziare e a portarvi anche il saluto del Presidente della Regione e dell'assessore all'ambiente con delega alla protezione civile che, come ha detto il sindaco, da subito si sono dimostrati immediatamente operativi verso la comunità di Bitti. Il Consiglio regionale hanno stanziato 40 milioni per l'emergenza e su 2 binari differenti la struttura del commissario si muoverà nei prossimi giorni per dare una risposta immediata a Bitti. Uno è il binario nazionale, quindi del Dipartimento del Consiglio dei Ministri, che ha destinato una prima quota per questa emergenza, e nei prossimi giorni, immediatamente dopo il tavolo tecnico operativo che è stato menzionato prima dal sindaco, mercoledì metteremo in piedi una squadra che supporterà ogni cittadino che ne ha necessità per compilare la modulistica che il Dipartimento ha messo a disposizione per un immediato sostegno a tutti coloro che hanno subito dei danni. In parallelo, gli 11 funzionari della protezione civile che in questi giorni si sono adoperati a fare un censimento puntuale sulle abitazioni, che ringrazio, sono i miei dipendenti, 150 dipendenti della direzione generale che hanno lavorato giorno e notte per garantire la sicurezza a Bitti. Non li voglio dimenticare, lo do un po' per scontato, ma in realtà sono presenti giorno e notte, non solo qui ma anche a Cagliari, per lavorare da remoto su altre dinamiche altrettanto importanti, che sono quelle della predisposizione di tutti gli atti necessari per arrivare a azzerare completamente la burocrazia. E questo è il nostro compito, e questo è il compito dell'ufficio del commissario. Quindi, sindaco, lo dico qui, ma l'ho già accennato anche nelle riunioni ufficiali, siamo qui per portare avanti un obiettivo che sarà un obiettivo condiviso con l'amministrazione, con tutte le forze in campo. Il tavolo tecnico sarà un tavolo tecnico delle istituzioni permanente che vigilerà su tutta la durata degli interventi della struttura commissariale fino alla risoluzione dei problemi per Bitti. Noi non andremo via da Bitti fino a quando non ci sarà una soluzione che permetterà al Paese di non aver più situazioni come quella di sabato scorso.
Grazie. Questo naturalmente sarà possibile grazie all'impegno di tutti, struttura comunale, struttura regionale, struttura statale. Saremo in grado sicuramente di mettere a sistema tutti gli interventi che sono già in fase di progettazione o in fase quasi di aggiudicazione. Comunque ci sono delle risorse stanziate e metteremo a sistema tutto quello che abbiamo per poter entro 30 giorni dare al Dipartimento della Protezione Civile un report complessivo di tutti quegli interventi che serviranno per mitigare definitivamente il rischio residuo subito e quindi intervenire sul rischio idrogeologico. Questo servirà per far sì che il capo dipartimento Angelo Borrelli chieda le opportune risorse al Consiglio dei Ministri per la risoluzione di questi interventi. Questa è una sintesi dell'attività che farà il commissario e la farà, come diceva Giuseppe, a fianco della comunità bittese, a fianco del sindaco, a fianco di tutte le istituzioni coinvolte. Ringrazio anche Abbanoa, come ha fatto il sindaco, che con tempestività ha dato dimostrazione di quanto può essere operativa in caso di emergenza la macchina regionale. Faremo un ufficio che sarà l'ufficio del commissario, dove si svolgeranno tutte le procedure burocratiche su Cagliari, ma voglio già anticiparvi che d'accordo con il sindaco ci sarà l'ufficio del commissario a Bitti e da qui non andrà via fino a quando non sarà chiusa tutta la fase di ricostruzione. Questo è un segnale che vogliamo dare alla comunità. Io lo voglio dare da bittese perché le origini bittesi mi portano qui con un grande sentimento verso questa comunità e soprattutto sono sicuro che potrò dare il mio contributo con serietà, ed è la stessa serietà che hanno dimostrato tutte le istituzioni coinvolte in questa settimana. Da oggi iniziamo a lavorare, ma nel mentre che noi siamo qui in questa piazza in Consiglio Comunale, gli uffici della mia direzione stanno già lavorando per preparare un piano di interventi tempestivo che dia la possibilità già da mercoledì di definire, come diceva il sindaco, i cronoprogrammi di intervento. Una volta liberata via Cavallotti, i funzionari della Protezione Civile si adopereranno assieme al grande lavoro che è stato fatto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a fare le ultime verifiche, dopodiché abbiamo una precisa contezza di quelle che sono le abitazioni coinvolte e potremo iniziare a chiudere una prima sintesi per i primi ristori. Questa è una sintesi di tutte le attività che farò come commissario, le farò accanto all'amministrazione comunale e a tutti i soggetti coinvolti, come ho già detto. Ringrazio soprattutto i bittesi perché se la risposta all'emergenza ci ha portato solo dopo una settimana a stare qui in questa piazza senza fango, è solo grazie alla comunità di Bitti e alla reazione di ogni bittese. Vi ringrazio tutti. Grazie al commissario, che è persona molto concreta, ripeto, tutto ciò che faremo da ora in poi dipenderà da quanto noi due, intendendo per noi due tutte le istituzioni che rappresentiamo, quindi gli uffici della Protezione Civile regionale, i nostri, quanti si uniranno per avere un gruppo di lavoro permanente su Bitti che si occupi dell'emergenza, della ricostruzione, della messa in sicurezza, dei privati, di tutto ciò che c'è. Insomma, quello che faremo dipenderà tanto e solo da questa capacità che noi avremo di affiancarci l'uno all'altro per andare avanti. L'avevo detto in premessa che avrei dimenticato qualcuno e me l'avevo proprio segnato e sottolineato. Mi scuso con l'agenzia Forestas che non ho citato nel primo intervento, ma
si sono veramente distinti in una azione instancabile. Ringrazio, permettetemelo, prima tutta la squadra di Bitti, perché diciamocelo pure, non siamo in una piazza pubblica, attorno a certe agenzie regionali, enti pubblici, spesso c'è un po' di ironia, no? Ognuno pensa sempre che lavora più dell'altro. Hanno messo in campo una forza lavorativa, una capacità organizzativa data anche dai dirigenti a supporto delle squadre che era veramente commovente. Sono entrati nelle case, nelle strade, dappertutto ci fosse bisogno e sempre rispettosi del lavoro degli altri corpi. Abbiamo affidato a loro la piazza San Giovanni, principalmente sta operando Foresta in piazza Coconeddu e stanno camminando davvero veloci e bene, quindi mi scuso davvero, ma ripeto, era segnato e sottolineato, come tutte le cose che ci segniamo di più poi le dimentichiamo. Davvero grazie di cuore. A questo punto procediamo all'approvazione della delibera, salto le premesse e vado alla deliberazione, che è molto burocratica come deliberazione, ma è ciò che ci serve per fare questo lavoro subito. Quindi il Consiglio Comunale delibera di provvedere, per quanto esposto in premessa, e qui si intende integralmente riportato, all'approvazione del regolamento comunale allegato alla presente del Fondo di solidarietà per i danneggiati dall'alluvione del 28-29 novembre 2020 e per quanti abbiano subito già danni dalla crisi Covid nel territorio del Comune di Bitti, con l'obiettivo di definire i criteri, i termini e le modalità per la determinazione e concessione dei contributi e per la presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti danneggiati da tali eventi. Chi è favorevole? È contrario? Nessuno si astiene, immagino. Votiamo l'immediata esecutività, così da domani siamo pronti a dare un aiuto a tutti. Il Consiglio approva all'unanimità. Sono felice di aver condiviso questo momento con voi. Ne avevo bisogno, ripeto, ve lo chiedo. Ogni qualvolta vedete, spero che non capiti più, perché insomma non sono, diciamo così, non è nelle mie abitudini, ecco, riesco sempre a gestire con più, diciamo così, rigore certi momenti, però se capitasse ancora che mi vediate commosso, non pensiate che sia sconforto, ma che è solo la gioia per sapere che stiamo per raggiungere importanti obiettivi. Quindi credetemi, sono lacrime di gioia, perché non vedo l'ora di rivedere il mio paese più bello, più sicuro, più felice, più sereno di prima. Grazie a tutti e adesso torniamo al lavoro. Adesso è ripresa come la batteria? Sì, è scaricata. No, non si è scaricata, mi hanno chiamato. Non ha funzionato l'esclusività. È l'esclusione dalla telefonata.
tu hai risposto al telefono e quindi no, lui sta ginocchiato nella strada, sta guardando le televisioni, c'è un po' di gente e poi dovrei passare subito, no, quando lui stava a metà del sindaco, all'inizio, quando stava parlando della... Buona domenica. Dai, ciao, ci vediamo. Buongiorno. La polacca spiega.